Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Una sentenza che fa discutere, l'ha uccise ma era stressato dal Covid. La Cassazione annulla con rinvio la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Lorena, la studentessa di Favara strangolata a furcisicolo dal suo fidanzato. Sviluppi sulla morte di Francesco Bacchi, il 19enne ucciso davanti a una discoteca di Balestrate nel Palermitano. Un ragazzo di 18 anni è stato trasferito dalla comunità al carcere. L'emergenza idrica in Sicilia colpisce il turismo e fioccano disdette. Gli albergatori denunciano presenze calate in media del 25% nei mesi di luglio e agosto. La situazione è più grave ad Agrigento. Torna l'emergenza rifiuti a Palermo, sabotati gli impianti della discarica di Bellolampo. Il presidente della RAP ora ha problemi per lo smaltimento. La Sicilia ricorda Boris Giuliano, il poliziotto che rivoluzionò il modo di fare indagini, ucciso dalla mafia 45 anni fa. Salviamo la bellezza dello Stretto di Messina, patrimonio dell'umanità. L'appello di Legambiente al termine di una 3 giorni dedicata alla Sicilia, esposto lo striscione No Ponte su Goletta Verde. Il regista, premio Oscar, Giuseppe Tornatore al Taormina Film Festival con la proiezione del documentario Diario di Guttuso, opera giovanile del 1982. Calciomercato, a Palermo arriva il centrocampista francese in Serie C, il Catania cerca rinforzi in attacco, Ravasio della Lucchese nel mirino di Faggiano. Bentrovati. Continua a far discutere la sentenza shock della Corte di Cassazione che ha annullato l'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Favara, Lorena 40. L'uomo che l'ha uccisa era stressato dal Covid, questa la motivazione. Sentiamo i dettagli da Adelaide Barbagallo. Continua a suscitare scalpore e polemiche la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato l'ergastolo per il femminicidio di Lorena 40, la studentessa di medicina originaria di Favara in provincia di Agrigento. Si dicono addolorati e indignati i genitori della giovane strangolata in una villetta di Furcisicolo in provincia di Messina il 31 marzo del 2020 dal fidanzato, l'infermiere calabrese Antonio De Pace, che ha confessato. Precedente inquietante e pericoloso per le associazioni antiviolenza. Era stressato dal Covid, questa è la motivazione. Il femminicidio si verificò nella prima fase della pandemia ed è proprio a quel periodo particolare che per i giudici bisogna guardare. Nelle motivazioni si legge: i giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto, il periodo Covid e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale. Questo è il ragionamento dei giudici e la Corte di Cassazione nelle motivazioni sulla decisione di annullare con rinvio limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche la condanna all'ergastolo per l'infermiere De Pace, che adesso può contare sul riconoscimento delle attenuanti. La sentenza sorprende e continuerà a far discutere. E a proposito di violenza, un'ultima ora, tentata violenza sessuale a una turista svedese in vacanza con un'amica a Bagheria nel Palermitano. L'aggressione si sarebbe consumata in via Vallone di Spucez, nei pressi delle case popolari, la scorsa notte. Le due turiste, che tornavano da un locale dove avevano trascorso il sabato sera, sarebbero state avvicinate da un gruppo di giovani, ma le ragazze si sono messe ad urlare e così gli abitanti del vicino villaggio di case popolari della zona si è avvicinato il gruppo di molestatori e si è allontanato. Le due ragazze impaurite si sono dunque recate al comando della compagnia dei carabinieri, dove hanno denunciato l'accaduto. I carabinieri adesso hanno iniziato le indagini per identificare e rintracciare i componenti del branco. Si aprono le porte del carcere per uno dei giovani coinvolti nella morte di Francesco Bacchi, il 19enne rimasto ucciso a gennaio davanti a una discoteca di Balestrate nel Palermitano. Si tratta di un 18enne che già si trovava in comunità. Manlio Viola. Va in carcere ad appena 18 anni e nonostante l'accusa sia sì di omicidio ma involontario. È stato arrestato e trasferito dalla comunità di riabilitazione al carcere il giovane coinvolto nell'omicidio di Francesco Bacchi, morto lo scorso gennaio a 19 anni davanti alla discoteca Medusa di Balestrate in provincia di Palermo. Si tratta di uno dei delitti della movida siciliana, in particolare palermitana, ma in provincia. Secondo le accuse il minorenne avrebbe afferrato per il collo Bacchi facendo
lasciandolo poi cadere a terra prima che venisse colpito a morte dai calci sferrati da altre persone, in particolare da Andrea Cangemi. L'avvocato della difesa, Maria Rizzo, contesta però la ricostruzione della procura e del GIP. Il giovane avrebbe invece cercato di sedare gli animi durante la rissa che era ancora nelle fasi iniziali. Nei mesi scorsi per questa stessa rissa erano stati arrestati altri 3 ventenni che facevano parte dei 2 gruppi che si scontrarono all'esterno del locale prima che il tutto finisse in tragedia. L'emergenza idrica che continua a colpire la Sicilia preoccupa i turisti stranieri e fioccano disdette la denuncia degli albergatori che parlano di un meno 25% per i mesi di luglio e agosto, soprattutto nella parte sud dell'isola. Orazio Longo. Ma lì da voi in hotel c'è l'acqua nelle docce? L'idea di un terzomondismo siciliano senza elettricità e senza acqua corrente fa breccia nelle domande di alcuni turisti stranieri che al momento di prenotare, senza ironia ma sinceramente preoccupati dalle notizie che compaiono non solo sulla stampa nazionale ma anche su quella d'Oltralpe e d'oltreoceano, sulla crisi idrica, sui blackout, sulla spazzatura agli aeroporti con la cenere, per non parlare della criminalità, chiedono se effettivamente sia garantita almeno l'acqua corrente negli hotel. A denunciare il fatto sono gli albergatori preoccupati dall'andamento delle prenotazioni. Assoturismo parla di un calo del 25%, ad Agrigento addirittura del 35% per il mese in corso e il prossimo. Ma se è vero che, come spiega l'associazione, le vasche di compenso negli hotel scongiurano i disservizi per i turisti, l'emergenza idrica nell'isola non è però solo letteratura, è un'amara realtà e neppure tanto nuova. Male incurato di vecchia data, da un lato addebitabile sia alla mancanza della materia prima, dall'altro alla cattiva gestione e alla vetustà delle reti. Attualmente razionamenti sono presenti a macchia di leopardo, con la parte meridionale dell'isola a soffrire di più, nell'Agrigentino con una riduzione del 25% della dotazione di acqua ai comuni forniti dall'acquedotto Favara di Burgio e una del 40% a quelli forniti dal sistema formato dagli acquedotti Fanaco, Voltano e Tre Sorgenti. A Sciacca una contrada è rimasta a secco per un guasto, mentre l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bacino, fotografa un'Italia tagliata in 2, col centro-sud in secca e il nord traboccante anche troppo. Ma passerà anche quest'altra estate. Il sabotaggio della discarica di Bello Lampo, il presidente della RAP, ripercussioni sullo smaltimento dei rifiuti, ma non sulla raccolta. Torna l'emergenza rifiuti in città. Marco Gullà. Impianti sabotati, ancora una volta emergenza alla discarica di Bello Lampo a Palermo. I danni sono stati scoperti dagli operai della RAP che hanno trovato alcuni perni allentati, la manomissione e sparizione di alcuni componenti elettrici e danni al trituratore inferti con una pala o forse un cacciavite. Un danno che potrebbe alimentare l'emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano. Nessuna ripercussione sulla raccolta dei rifiuti, ha però detto il presidente della RAP Giuseppe Todaro, mentre ci sarà qualche ritardo sulla lavorazione. Una linea è ripartita subito, infatti, mentre l'altra speriamo di farla ripartire domani. Il presidente della RAP ha poi aggiunto: già siamo in una situazione emergenziale, adesso pure questi sabotaggi, ma io non mi arrendo. E in effetti le ripercussioni sono ben visibili in alcuni quartieri cittadini, con rifiuti che stazionano da giorni sui marciapiedi. Nelle periferie della città alcuni residenti hanno accatastato i rifiuti, anche straordinari, per sgomberare le strade. È una lotta, dice Todaro, ma se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Stiamo cambiando le cose, stiamo cercando di trasformare Bello Lampo in una piattaforma tecnologicamente avanzata. E tra le altre emergenze estive in Sicilia, dopo la siccità, dopo i rifiuti, tornano anche gli incendi. Sono 23 quelli divampati oggi in Sicilia, in quasi tutte le province. A Menfi le fiamme hanno lambito anche alcune case. Nel Catanese fiamme all'Ico di Eubea, Linguaglossa, Ramacca, Roghi, anche a Piazza Armerina, in contrada mosaici del Casale, Villa Romana. E proprio in quella zona di Piazza Armerina di nuovo in fiamme la zona sud, con un incendio che è in corso nei boschi della Ronza a Piazza Armerina, sul posto i vigili del fuoco e i forestali, mentre è stato richiesto l'intervento aereo. Già la scorsa settimana decine di ettari di bosco in quella zona sono andati in fumo. 45 anni fa la mafia uccideva a Palermo il capo della mobile Boris Giuliano. Nel capoluogo e anche a Messina ha ricordato il sacrificio del poliziotto che rivoluzionò il modo di fare indagini. Adelaide Barbagallo.
Intuì come la criminalità stava cambiando volto negli anni 70, riuscendo a cogliere i rapporti tra Cosa Nostra e la politica. Palermo ha ricordato Boris Giuliano, il capo della squadra mobile ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979, con 7 colpi di pistola alle spalle da un killer che una sentenza definitiva ha riconosciuto in Leoluca Bagarella, boss corleonese, cognato di Totò Riina, il capo dei capi. Giuliano fu tra i primi investigatori a comprendere la necessità di seguire il flusso del denaro e degli affari per individuare gli interessi dell'organizzazione mafiosa. Il suo metodo investigativo, condiviso con una squadra di uomini a lui legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come sottolineato anche da Giovanni Falcone. Alla commemorazione questa mattina hanno preso parte il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il questore di Palermo Maurizio Calvino, i familiari del capo della mobile. Per il presidente della regione Renato Schifani, Boris Giuliano rappresenta un esempio luminoso di coraggio, dedizione e integrità morale. Commemorazione anche a Messina, città dove Giuliano ha vissuto e trascorso il periodo universitario. Inizia domani la settimana che dovrebbe portare all'approvazione della manovrina di spesa della Regione per usare il tesoretto da 160 milioni, ma l'attenzione è focalizzata anche sul rimpasto in giunta che dovrebbe diventare effettivo con le nuove nomine proprio a partire da domani. Manlio Viola. Arriva la settimana del rimpasto. Da domani si aprono i giorni che porteranno con tutta probabilità alla Giunta Schifani 2.0. La linea di demarcazione è proprio la giornata di lunedì 22 luglio, ultimo giorno per Marco Falcone da deputato regionale e probabilmente anche da assessore all'economia, anche se il cambio al volo nel pieno del percorso di approvazione in aula della manovrina per l'uso del cosiddetto tesoretto da 160 milioni di euro non è proprio l'ideale per la maggioranza. I tempi però sono dettati da leggi e norme sulla scelta fra Sicilia ed Europa. Con l'addio di Falcone, che ormai ha iniziato il suo percorso a Bruxelles, a Sala d'Ercole sbarca l'ormai ex assessore comunale di Catania Salvo Tomarchio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia, che diventa dunque onorevole deputato ma non assessore. Per il posto all'economia circola il nome di un tecnico, l'avvocato amministrativista Alessandro Dagnino, che potrebbe ricevere il decreto di nomina in qualsiasi momento. Non c'è solo Forza Italia però a dover sostituire gli assessori, c'è da coprire il posto all'agricoltura vacante ormai da aprile. Il riesame ha confermato la sospensione dagli incarichi pubblici per il leghista Luca Sammartino e dunque Schifani dovrà nominare un nuovo assessore ma non ha ancora avuto indicazioni. Si attendono poi notizie del turnover in Casa Fratelli d'Italia, che dovrebbe indicare il sostituto di Elena Pagana al territorio. Nelle intenzioni del presidente il rimpasto dovrebbe fermarsi qui e senza valzer di deleghe, ma ancora l'ultima parola non è stata detta. Si è concluso a Messina il viaggio di Goletta Verde, l'iniziativa di Legambiente. Rilanciato l'appello per inserire l'area dello Stretto come patrimonio dell'umanità. E poi ancora un netto no al ponte. Francesco Triolo. Salviamo la bellezza dello Stretto di Messina, patrimonio dell'umanità. Questo è l'appello che Goletta Verde ha inviato da Messina al termine di una 3 giorni dedicata alla Sicilia, rilanciando così anche la candidatura dell'area a patrimonio dell'umanità, insieme al comitato promotore composto da oltre 200 persone tra cittadini, amministratori, uomini e donne del mondo della cultura e dell'università, liberi professionisti, associazioni culturali ed ambientali. Primo obiettivo l'inserimento dell'area dello Stretto nella lista che depositano i governi dei paesi aderenti all'UNESCO, da cui attingono poi per avanzare la candidatura. Questo rappresenta il primo step da compiere, ma per inserire lo Stretto di Messina in questa lista c'è bisogno di un atto del governo italiano che Goletta Verde e il comitato promotore hanno sollecitato nuovamente. È un'area di un'importanza incredibile, con zone speciali di conservazione, con zone di protezione speciale, di grande interesse naturalistico, geologico, mitologico, culturale. Sono queste le vere risorse su cui puntare per rilanciare un'economia basata sulla legalità e sulla cultura. Forte e deciso anche il no al ponte sullo Stretto, tema su cui Goletta Verde è tornata esponendo sull'imbarcazione in navigazione lungo il tratto di costa tra Sicilia e Calabria lo striscione no ponte. Non potevamo chiudere la 7ª tappa della Goletta Verde qui in Sicilia senza ribadire il nostro no al ponte sullo Stretto, a un'opera così folle, a un'opera che devasterà un territorio e che disunirà invece che unire. Un'opera come quella del ponte sullo Stretto distruggerebbe una delle zone più belle, affascinanti ed evocative e mitiche della nostra Sicilia.
lo stretto di Messina, Scilla e Cariddi, Colapesce, la pesca del pesce spada. Questo luogo racchiude e raccoglie tantissima bellezza. Ecco perché invece di fare il ponte noi pensiamo che questo luogo deve diventare patrimonio dell'umanità, riconosciuto dall'UNESCO. Sta facendo molto discutere il titolo di un articolo del New York Times che proclama l'America capitale della pizza di qualità. Abbiamo sentito cosa ne pensano i siciliani con Francesco Loi. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza. La pizza migliore del mondo è in America. Un'affermazione che sicuramente, se eravate seduti, vi avrà fatto fare un salto, ma non è nostra. A dirla è il New York Times, che qualche giorno fa ha definito gli States capitale della pizza di qualità. La pizza è nata in Italia, per cui non penso che sia adesso diventata l'America la capitale della pizza. La pizza è quella napoletana, quella siciliana, la nostra pizza. Si tratta di un articolo che cerca di fotografare la rinascita delle pizzerie negli USA, attività che soprattutto tra i giovani stanno riscuotendo un appeal sempre maggiore e che in un certo senso non sono più legate soltanto alla tradizione italiana, ma di tutto il contenuto dell'articolo. Quello che è rimasto più impresso agli italiani è il titolo. Hanno leggermente torto. Perché? Perché la pizza migliore sicuramente in Italia. Siamo sempre noi i migliori, in assoluto. Lei cambierebbe la pizza italiana con quella americana? No. Completamente, non c'è paragone. Nonostante tutto, però, nessuno potrà mai cancellare le origini di Sua Maestà, la pizza. Nata a Napoli nel XVIII secolo, è simbolo di italianità nel mondo. Un mix di colori e sapori a cui è difficile resistere. Facciamo una buona pizza, usiamo una farina buona e lievito madre, tutto naturale. E allora, signore e signori, questa è la pizza italiana. Buon appetito! Il regista Giuseppe Tornatore è stato ospite dell'ultima giornata del Taormina Film Festival con la proiezione del documentario Diario di Guttuso, opera giovanile del 1982. Orazio Longo. L'epoca della grande attività creativa, così la definisce Giuseppe Tornatore, l'epoca di Sciascia, Buttitta, Guttuso, il suo Renato Guttuso, quello del documentario che il regista di Nuovo Cinema Paradiso aveva realizzato nel 1982 e che è stato presentato a Taormina per la giornata conclusiva del Film Festival. Ma io non lo rivedevo da almeno 40 anni, per cui mi ha fatto un certo effetto. Intanto ci ho ritrovato tutti i difetti dovuti all'irruenza della passione giovanile quando fai le cose, ma quello che mi ha proprio colpito è proprio quel mondo lì, loro, il grande privilegio che hanno avuto di vivere un clima che noi non conosciamo e forse non conosceremo mai. Il racconto di un personaggio, ma anche di un mondo completamente cambiato. Ecco, Guttuso parlava del suo rapporto con Picasso come se fosse un suo parente, e però questo rapporto di parentela era un rapporto appunto fertile, un'epoca in cui la tessitura, l'aver vissuto insieme un'epoca di attività creativa. Tu dirai, ma oggi questo non c'è, però è diverso. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Torniamo in studio con lo sport, vittoria in amichevole per il Palermo che a Temù ha battuto 1-0 il Monza. Decisivo il gol di Di Francesco segnato nel primo tempo. Soddisfatto il tecnico Dionisi. Marco Gullà. 1-0 e passi in avanti. Il Palermo vince l'amichevole contro il Monza, formazione che parteciperà alla prossima Serie A e inizia a registrare notevoli progressi. Se la sconfitta contro i dilettanti svizzeri aveva creato qualche malumore, il successo contro la compagine di Nesta permette al Palermo di riprendere il cammino. Decisivo questo bel gol di Di Francesco, segnato nel primo tempo. Da prendere non solo il risultato ma anche la buona prestazione difensiva. 3 più sottotono invece Matteo
Brunori, che non è mai riuscito a entrare in partita. Esordi anche per Nicolau ed Henry. Siamo un pochino più avanti perché abbiamo iniziato prima, infatti la partita precedente la squadra svizzera era più avanti di noi a livello di condizioni e questo in queste partite può fare la differenza. Ma la differenza è stata quello che abbiamo fatto in fase difensiva e di questo sono molto contento, fermo restando che è più facile quando giochi una squadra più forte, che rispetti, che conosci, e lo dovremo riportare nella prossima e in campionato, e allora sì che ci divertiremo. Mercato è fatta per il centrocampista Blin che arriva da Lecce. Il capitano giallorosso ha deciso di scendere di categoria e dire sì al club rosanero. Nei prossimi giorni l'ufficialità per il centrocampo piace anche Martegani del San Lorenzo. Difesa, De Santis non molla, Ferrari del Sassuolo. E a proposito di amichevoli, è finito 7-0 per il Catania, il primo test contro l'Assisi, formazione neopromossa in prima categoria. Il Catania intanto prosegue la trattativa con Merola e sempre per l'attacco ha richiesto Ravasio alla Lucchese, mercato fermo a Messina, Trapani su Tremolada. Sergio Colosi. Attacco e cessioni sono i temi attuali e futuri del Catania, che prosegue la trattativa con Davide Merola, conteso soprattutto dal Bari, dove l'esterno realizzerebbe il desiderio di giocare in Serie B. Lo stuzzica però anche il progetto Catania e l'offerta del club rossazzurro potrebbe vincere la concorrenza della società pugliese. Nessun passo in avanti per l'Escano, mentre nelle ultime ore è circolato il nome della punta Mario Ravasio, il cui cartellino è della Lucchese nell'ultima stagione, protagonista con il Sorrento di 12 reti in 38 gare, seguito anche dal Taranto. Faggiano lavora tanto sugli esuberi. In ritiro presenti 21 calciatori dell'anno scorso e almeno 12 dovrebbero lasciare il Catania. Ad alcuni proposta la soluzione della rescissione contrattuale. Curado verso Pescara, Taranto di nuovo su Welbeck. Il ritiro del Messina Zafferana Etnea inizierà martedì 23 sotto i peggiori auspici. Sciotto contestato ad oltranza, trattativa lontana dal concludersi e un paio di calciatori in organico. In arrivo alcuni under, il portiere Curtosi, il terzino Pistolesi, retrocesso con Fermana e Montegiorgio, e i centrocampisti Pedicillo e Anselmo. Il Trapani, che presto potrebbe abbracciare il terzino destro Manuel Ricciardi, cerca con insistenza il trequartista Luca Tremolada, in uscita dal Modena. Sarebbe il fiore all'occhiello di una buona campagna acquisti. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.